L'influenza aviaria torna osservata speciale in Veneto, tra le regioni più esposte al rischio di diffusione del virus. A lanciare l'allarme è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che indica l'aviaria tra i virus monitorati per il potenziale pandemico. Di fronte all'aumento dei focolai, la regione del Veneto, dove solo il mese scorso ne contava una decina, ha disposto misure straordinarie: censimento del pollame, vaccini, lo stop a fiere e mercati avicoli e controlli rafforzati prima della macellazione. Sappiamo essere un virus in grado di mutare e di sorprenderci. E sappiamo che è uno dei candidati anche per la prossima pandemia, da qui il motivo per cui è un sorvegliato speciale. Al momento non rileviamo mutazioni che ci preoccupano particolarmente, però insieme, grazie soprattutto anche all'opera dei servizi veterinari sul territorio, continuiamo un attento monitoraggio e sorveglianza, non solamente negli allevamenti domestici, ma anche sui volatili selvatici, ma anche sui mammiferi. I provvedimenti seguono le indicazioni del Ministero della Salute e puntano a contenere il virus. Si tratta di restrizioni che, oltre a rappresentare una tutela sanitaria, costituiscono anche una sicurezza per le imprese. Siccome nel nostro territorio ci sono diversi allevamenti avicoli, ovviamente il danno è ingente, per cui quello che chiediamo è ovviamente l'interessamento economico da parte delle amministrazioni regionali per il ristoro dei danni, e sperando nell'opportunità ovviamente che grazie al vaccino si aprirà una situazione di più tranquillità anche rispetto ai blocchi che sono dovuti per evitare la diffusione della malattia. Voglio aggiungere un'altra cosa: ovviamente questa malattia viene trasportata dagli avicoli che fanno le migrazioni, per cui con i cambiamenti climatici c'è stata una modifica anche di quello che sono le rotte migratorie degli avicoli e quindi una maggiore pressione alla nostra regione.